Ciao, siamo Nade Sissi. Siamo sorelle gemelle e viviamo a Vittorio Veneto. Il nostro genere è il pop. La musica ha sempre fatto parte della nostra vita, fin da quando siamo piccole. E in realtà è stata nostra mamma a spronarci a provare a farci fare la prima lezione di canto, perché noi in realtà inizialmente eravamo un po' titubanti perché sei sempre piccolina, eravamo alle medie, quindi non sapevi se eri veramente portata per questo. Però da quando abbiamo fatto la prima lezione ce ne siamo innamorate e grazie anche alla nostra insegnante di canto, Jessica Darè, insomma abbiamo iniziato questo percorso di canto che abbiamo portato avanti fino ad oggi e grazie a lei siamo molto cresciute anche a livello vocale, a livello musicale e in questi anni abbiamo provato anche ci siamo messi molto alla prova, siamo molto sportive anche con le ragazze, nel senso che abbiamo partecipato a molti concorsi di canto e li abbiamo provati giusto per metterci alla prova, per metterci anche a contatto con altri artisti, altri ragazzi. Ma anche con il pubblico, anche per provare ad esibirci davanti ad un pubblico più piccolo, più ampio. E abbiamo proprio notato che, perché all'inizio cantavamo singolarmente e a volte insieme, ma poi abbiamo proprio avuto l'esigenza, ecco, di condividere questa passione insieme, perché cantare insieme, cioè, ci rafforza, ma amiamo proprio anche farlo e infatti poi anche nei diversi concorsi che abbiamo fatto, alcuni sono andati bene, altri meno bene, però siamo riuscite a diventare sempre più forti, ecco, da questo punto di vista. Forti nel senso che comunque, sai, anche le esperienze negative, se sono costruttive, ti fanno crescere, cioè a livello artistico, a livello umano e secondo me è sempre importante, come ho detto prima, mettersi alla prova, fare nuove esperienze perché ti arricchiscono molto e il fatto di cantare insieme a noi ci fa proprio stare bene. Allora, la partecipazione di X Factor è stata del tutto casuale perché in realtà ci siamo iscritti a gennaio, però l'abbiamo fatto un po' come prova, nel senso che abbiamo detto ci proviamo, poi vediamo. E da lì è iniziato un vero e proprio percorso completamente diverso perché comunque a causa anche del Covid ci siamo trovate davanti, ecco, a non poter interagire direttamente faccia a faccia, ecco, con tutto il contesto. Però abbiamo passato anche proprio diversi step fino a quando abbiamo poi avuto la possibilità di arrivare, ecco, fino in TV. E questa è stata una grande esperienza, cioè anche se comunque questa esperienza poi è andata male perché sfortunatamente non siamo andate oltre, per noi è stato una grande occasione non soltanto anche per metterci in gioco, nel poter comunque anche cantare davanti a degli artisti di grande rilievo. Sì, è stata già una grande esperienza e per noi comunque siamo riuscite a esibirci al miglior modo, ecco, nel senso non ci siamo dette cavolo potevo andare meglio, quindi già questo è un grande traguardo per noi, cioè non avere rimpianti. Sì. E il 24 settembre è uscito anche il nostro primo singolo, Take My Love, che è un singolo che siamo riusciti a realizzare grazie all'etichetta MM Line Production e è una canzone in inglese e parla di quel momento in cui diciamo banalmente ti innamori di un ragazzo, comunque può essere ovviamente di una persona o ti invaghisci di quella persona e non vedi l'ora di esprimere questi tuoi sentimenti a questa persona, pur non sapendo se ovviamente questo sentimento è ricambiato o meno, però ovviamente sei felice, sei entusiasta, sei anche un po' spaventato, però diciamo che i sentimenti sono più di felicità, no? Sì, infatti questa canzone è un up-tempo, cioè una canzone ritmata e quindi rappresenta proprio questo aspetto, no? Di essere felici, allegre e di questa voglia proprio di esprimere i propri sentimenti all'altra persona, ecco. Quindi diciamo che è un sentimento che tutti abbiamo provato nella nostra vita, no? Cioè prima o dopo comunque tutti provano e ti piacerebbe ovviamente che poi possa essere comunque ricambiato. Certo. Infatti anche nel videoclip che si trova anche nel nostro proprio sito, nel nostro canale YouTube. Nade Sissi. E diciamo che abbiamo voluto un po' giocare su questo aspetto perché
abbiamo fatto in modo che entrambe ci innamoravamo dello stesso ragazzo, un ragazzo che ci aveva salvato nel momento in cui la nostra macchina si era rotta, ecco, si era fermata in strada. Questo ragazzo ci aveva dato questo passaggio e quindi entrambe ci invaghiamo, no? È stato molto simpatico perché abbiamo terminato anche il video in modo molto ironico, ecco, proprio perché era triste, ecco, che lui potesse scegliere una delle due o comunque un'altra ragazza, e quindi abbiamo fatto in modo, ecco, che si scoprisse che questo ragazzo era in realtà omosessuale e che quindi usciva da questa festa che avevamo organizzato con un altro ragazzo, quindi anche ironico. Sì. Infatti abbiamo proprio preso spunto da una canzone di Carly Rae Jepsen, Con Me Maybe. con Me Maybe, che anche questo è una cosa che accade all'improvviso, Sì, che non ti è aspetti. scontata, no? E È quindi anche simpatico. esatto, ironico, e infatti è molto anche simpatico il video da vedere. Noi siamo Nade Sissi e trovate la nostra canzone Take My Love su iTunes, Spotify e tutti i digital store. E se volete anche seguirci nella nostra pagina ufficiale, ecco, di Instagram Nade Sissi, e anche di andare a vedere su YouTube il nostro videoclip ufficiale, ecco, del nostro inedito. Sempre su Nade Sissi. Ciao! To me, 'cause I like it.